Questa è l'inaugurazione della mostra sulle materie dei libri e in particolare sulle legature della biblioteca teresiana dal XV al XVIII secolo. Si tratta sostanzialmente di una mostra che tende a valorizzare, a mettere in evidenza la fabbrica e la materialità dei libri, in particolare la legatura, che è l'aspetto esteriore del libro, ma è un aspetto fisico che è sostanzialmente quello più importante, quello che consente al libro, al testo, di essere letto, trasmesso e conservato nel tempo, tant'è che appunto ci sono pervenuti i libri perché con queste antiche rilegature non hanno, pur essendo stati usati, utilizzati, studiati, letti nel corso dei molti anni di vita che hanno, sono pervenuti sino a noi. Ed è una mostra che hanno curato i due massimi specialisti del settore in Italia, il professor Carlo Federici e il dottor Federico Macchi. Le legature sappiamo che non sono solo per gli addetti, ma sono la personalizzazione in fondo del libro, quindi il proprietario fino agli anni 40 del secolo scorso ci teneva a rilegare il proprio libro personalizzandolo, facendolo diventare un po' più suo. Quello che è bello quando si accostano i libri è che tu scavalchi i secoli, in qualche modo dialoghi con i secoli, perché quella legatura spesso è magari un po' più recente del libro, può essere stata anche rifatta. Con il libro vai un po' più indietro, con i contenuti del libro vai ancora più indietro, perché talvolta il libro è fatto nel 1500 ma ti racconta l'Iliade, che è di molti secoli prima. Ecco, tu entri in dialogo con i secoli e ti trovi in qualche modo a tuo agio, se è vera cultura, perché la cultura ti porta la vita e la riflessione che poi si intarsia con altri aspetti di vita e di riflessione. È un evento eccezionale, quello di oggi, che si colloca all'interno di quello che è l'evento permanente, cioè la possibilità di poter usufruire di questo luogo meraviglioso che è la Biblioteca Teresiana. Biblioteca che abbiamo inaugurato nel marzo di quest'anno, dopo 18 anni di chiusura e 16 anni di lavoro, e eventi come quello di oggi rendono vivo questo contenitore che, oltre ad avere una valenza in sé, si rianima con momenti di approfondimento culturale molto specialistici, molto importanti come quello di oggi.